Protagonista di questa puntata di Viaggiando Viaggiando sarà la città del Meneghello e del Carnevale. Sì, siamo in provincia di Vicenza, esattamente a Malo. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori anche quest'oggi alla scoperta dei luoghi più belli vicino a casa nostra. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. E per iniziare questo nostro viaggio a Malo siamo qui con il signor Giobatta Meneguzzo, curatore della Casa Bianca. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori di cos'è Casa Bianca qui a Malo? Beh, a Malo, a Vicenza, in Italia, diciamo, perché esattamente io ho raccolto su tutto l'arco degli artisti, diciamo. Però ecco, caratteristico per Malo che il primo quadro effettivamente che ho acquistato come collezionista era di un artista di Malo. Voi siete un po' giovani, però se noi parliamo di Guerre da Santo Mio, ecco, perché? Perché generalmente uno vive in provincia, cos'è la sua caratteristica? Se è amante, così, per tradizione, di famiglia, per frequentazione eccetera, acquista sempre l'artista che trova fuori porta. E questa è una bella caratteristica. E inizialmente si immagina che in quell'epoca là funzionava il premio Tiene. Era un premio Tiene che diciamo, esponeva artisti anche abbastanza importanti, intesi come che io frequentava. E dal 57, 58, 61 ho raccolto artisti del territorio. Poi invece ti dicono che contano sono i maestri. Allora tu conosci proprio Ettore Gianferrari, era un gallerista il quale nelle biennali degli anni 50 aveva l'ufficio vendita delle biennali. Lui era incaricato a vendere, ha acquistato un paio delle cose. E allora dice, Giobatta dice, le robe che te che comprare, le tutte di seconda mano, devi venire a Milano, capisci? Perché c'è qualcosa di più. Io vado a Milano ma dopo 3 mesi lo abbandono, perché? Perché a Milano effettivamente tu ti innamori non più di maestri, ma ti innamori di quelle cose che venendo dalla campagna capisci meno. Cioè in un certo senso la difficoltà di apprendere è quello che ti affascina e la bellezza proprio dell'arte, specialmente quella concettuale, è quella che tu devi convivere molto più a lungo con le opere in cui immediatamente non le percepisci. E questa difficoltà si trasmette invece in continuità, cioè l'arco del tempo si estende e tu riesci, diremo, a comprare, a mettere insieme delle cose che effettivamente inizialmente facevi fatica a portare avanti. Possiamo dire che Casa Bianca è un po' la sua vita dal punto di vista artistico e appunto di grande ricercatore di quella che è l'arte moderna? Ma a dire la verità, la Regione Veneto nelle giornate del museo che fanno ogni anno hanno fatto il titolo della mostra, della conferenza era il Museo sei tu, il Museo sei tu, capisci come? Esattamente, e sono stato invitato anch'io a raccontare questa storia. Effettivamente è così, cioè noi non siamo collezionisti, quali a un certo punto ci affezioniamo molto alle opere, ma proprio anche quasi morbosi in questi attaccamenti, per cui per noi è sempre raccogliere, ma soprattutto raccogliere per avere il massimo
della presentazione che tu senti che assapori che sia a Milano e poi la trasformi, diremo, in piccole cose. Il mio vantaggio proprio, quando Giancarlo Politi di Trote Falsara diceva tu acquisti la grafica, il disegno perché non hai i soldi per quelle grandi, sì, era vero, capisci, non avevo i soldi, però questo mi ha avvantaggiato, per cui in quanto a un certo punto io mi sposto dall'opera unica, che erano gli anni 60, ecco, mi sposto, diremo, al disegno, all'opera seriale, cioè tutte quelle cose che sullo spettro del mercato avevano poco valore, perché il medio borghese faceva una mostra, comprava il quadro grande per la fabbrica, per il suo, come opera, la sua stanza, poi invece quelle cose secondarie che avevano lo stesso messaggio, la stessa caratteristica, la stessa provocazione, diremo, le potevi portare a casa con pochi soldi. E questo è molto importante. Io a un certo punto sento il bisogno di avere il massimo di quello che avviene e soprattutto con la minima spesa. Quante opere ci sono in questo museo? E Casa Bianca, diremo, anni 60 e anni 90, quindi 30-35 anni, ci sono 1200 opere esposte. Altrettante sono in magazzino, capisci come che è. E queste opere che sono in magazzino, ogni tanto in questo porto si tirano fuori dei cassetti e si propongono. La Vettese, che collabora con Sole 24 Ore la domenica, diceva molto importante, 2 o 3 anni fa il Pompidou aveva 30 anni di vita circa e spiegava che effettivamente il museo, quel tipo di museo, ha potuto fare una mostra con i lavori che ha acquistato, cioè nel senso che nei suoi magazzini ha fatto così una specie di raccolta, chiamiamola sistematica, per cui tutti gli artisti che avevano una certa capacità e una certa forza li ha raccolti tutti. Quando tu fai il resoconto, tiri fuori le carte e dici no, perché per me era importante non l'opera come fatto estetico o anche artistico, ma l'opera come testimonianza che tu in quel momento eri presente, c'eri e portavi a qualcosa. Sa la cosa bella, che sarebbe veramente bello ascoltarla per ore perché si vede proprio, si trasmette assolutamente tutta la sua passione, una vita dedicata all'arte, alla ricerca e anche alla divulgazione, questo ne è l'esempio lampante. In 2 parole, purtroppo perché i tempi televisivi sono sempre molto ristretti, perché un nostro telespettatore deve venire qui a Malo a visitare il Museo Casabianca? Semplicemente per chi trova, diremo, su 700 metri la storia completa del costume dell'arte che si è verificato dagli anni 60 a oggi. Più che a storia dell'arte, il costume. Lui può capire perché questa cosa è venuta, dove è avvenuta, quali sono stati i messaggi. Evidentemente la cosa è molto difficile perché è un museo un po' difficile. Finché c'è la figurazione va benissimo, ma quando si entra su aspetti molto più complessi dell'arte concettuale, bene, lì ci vuole molto coraggio. Però è anche vero che vivendo in campagna è più facile assimilare. Non hai il problema se è arte o non è arte, il problema è solo di partecipare all'arte. Complimenti. Adesso vogliamo parlare di Luigi Meneghello, lo abbiamo già detto all'inizio della puntata. Se vogliamo definire Malo, sicuramente possiamo definire la città del Meneghello e la città del Carnevale. Con Walter Voltolini, coordinatore dell'associazione culturale dedicata appunto a Meneghello, vogliamo parlare di questo grande artista? Luigi Meneghello è stato uno dei massimi scrittori del Novecento italiano. Ha una vicenda letteraria che si sviluppa in una serie di libri che
gli editori si intestardivano a definire romanzi fin dalla copertina, che di fatto romanzi non sono, o sono molto più che romanzi. Dal primo libro pubblicato nel 1963, Libera Nossa Malo, fino all'ultimo libro pubblicato nel 2002, Trapianti, Meneghello compie un'operazione letteraria, culturale, sociologica molto importante e particolare. In tutti i suoi libri si parla, lui scrive della propria vita, dell'esperienza della propria vita, ma non tanto perché pensasse che la sua vita fosse un'esperienza del particolare che dovesse essere in qualche modo riportata o ci fosse presunzione in questo, quanto piuttosto per dimostrare, per scrivere, per elaborare il fatto che nella nostra vicenda di tutti noi, l'esperienza umana di tutti noi, si parte da qualcosa, siamo qualcosa fin dalle nascite e poi diventiamo qualcosa con le esperienze che facciamo, con le conoscenze che facciamo, gli studi, le cose che ci capitano, quel che è il destino di tutti noi. E quindi i libri di Meneghello, che tutti quanti partono dal paese d'origine, da quel che è stato il suo paese d'origine, nel quale lui tra l'altro è vissuto non più di tanto, perché nel 48 è andato in Inghilterra ed è tornato a Thiene, a Malo, nel Vicentino, solo nei periodi estivi, fin quasi agli ultimi anni della sua vita. Nei suoi libri lui scrive appunto di come cambia il suo paese, come lo vede cambiare stando dall'esterno, e quindi questa lettura, una lettura che non è affatto semplice, la lettura di questi libri che sono tutti concatenati, è sicuramente un'esperienza letteraria, sociale, umana, etica, sicuramente importante e interessante per qualsiasi lettore. Qual è la mission, la missione che vi proponete voi come associazione culturale? La nostra associazione, chiamata appunto Luigi Meneghello senza particolare fantasia, è un'associazione che è nata nel 2008, qualche mese dopo la scomparsa dello scrittore avvenuta a giugno del 2007, e si prefigge uno scopo semplicissimo, banalissimo: proporre i libri di Meneghello, leggere i libri di Meneghello, farli conoscere, valorizzarli. Per questo ci avvaliamo delle nostre semplici e banali capacità di lettori, ma ci affidiamo anche molto a degli accademici che fanno parte della nostra associazione a titolo onorario, che sono tra i massimi esperti dei libri di Meneghello. Parlo di Giulio Lepsky, di Ernestina Pellegrini, di Francesca Caputo, di Pietro De Marchi ed altri che ci onoriamo di avere nel nostro giro di conoscenze e di amicizie. Mettere insieme queste persone, mettere in rete queste conoscenze, questi studi, è sicuramente una cosa che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Complimenti, vogliamo ricordare anche il vostro sito internet? Sì, sito internet luigimeneghello.org, lì ci si trovano delle notizie delle nostre attività, dei nostri semplici incontri di lettura oppure delle manifestazioni più importanti che facciamo, in particolare nei 2 anniversari di nascita di Luigi Meneghello, il 16 febbraio, e della scomparsa il 26 giugno. Poi c'è una sezione che secondo noi molto importante, quella dei contributi critici, in cui pubblichiamo saggi, articoli, tesi di laurea, nelle quali chiunque volesse avvicinare la figura di questo scrittore potrà trovare molto materiale di studio e di conoscenza. Complimenti, per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti, sempre da Malo.
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre a scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Voglio ricordarvi che in questa puntata siamo a Malo, provincia di Vicenza. In questo momento mi trovo con Laura Lunardon del comune di Malo, assessorato alla cultura. Abbiamo detto più volte già nel corso di questa puntata, Malo, uno dei motivi per cui è conosciuta in tutto il Vicentino, ma anche un po' in tutta Italia, è proprio per il carnevale, e naturalmente non poteva non mancare un museo dedicato alla maschera, una cosa abbastanza nuova, una nuova proposta che propone il comune, perché qui vi è riprodotto una vera e propria bottega veneziana. Sì, diciamo che noi abbiamo proprio avuto la fortuna di poter ospitare l'intera bottega veneziana di Guerrino Lovato, che è un maestro di origine vicentina, però ha sempre operato come maestro d'arte appunto a Venezia e con una bottega chiaramente rinomata, direi proprio la più rinomata di Venezia. Guerrino Lovato è un maestro che è artigiano, che ha lavorato per grandissimi registi come Kubrick, Zeffirelli, come Kenneth Branagh. Ha lavorato per il teatro, ha lavorato per il cinema, insomma abbiamo quindi l'onore di avere qui intanto la ricostruzione proprio della bottega completa, 500 calchi, 250 opere, un archivio documentario piuttosto corposo e anche gli oggetti stessi appunto della biblioteca che vanno proprio a ridonarla, diciamo, e a rifarla vivere qui come museo laboratorio. Perché Sì, mi piace questo concetto, museo laboratorio, perché qui viene ancora il proprietario di questa bottega e fa dei laboratori per le scolaresche, per le persone che chiedono e vengono qui, oltre che per vedere, anche per toccare con mano e decidere anche di fare dei lavori. Sì, giusto sottolineare questo, perché questo posto, se non avesse Guerrino Lovato appunto, non avrebbe l'anima. E nei laboratori Guerrino Lovato restituisce la sua sapienza, la sapienza delle sue mani e tutto quello che ha appreso appunto anche da altri maestri in tutto l'arco della sua vita. Quindi noi siamo felicissimi di avere questo a Malo, di poterlo mettere in relazione giustamente con il Carnevale e accanto a questo museo abbiamo anche una scuola di sartoria e di cartapesta, e anche questo ci permette di aggiungere un altro tassello a questa panoramica che va a ricostruire proprio una tradizione fortemente sentita a Malo. Mi piace molto questo. Tra l'altro noi oggi pomeriggio siamo stati a vedere proprio il laboratorio dove tutti i carristi, perché sono tutti radunati in un unico grande capannone, perché fra pochi giorni è Carnevale e naturalmente fervono i preparativi per preparare quelli che sono i carri famosissimi in tutta Italia, i punti del Carnevale di Malo. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato nel pomeriggio e poi naturalmente di nuovo qui per concludere questo nostro viaggio che abbiamo intrapreso in questa puntata di Viaggiando. L'abbiamo detto più volte nel corso di questa puntata, uno dei motivi perché è più conosciuta Male per il suo carnevale nell'Alto Vicentino, ma possiamo dire un po' in tutto il Veneto, possiamo dire anche un po' nel nord Italia, qui nel nord-est. Milena Bortolotto, presidente della Proloco locale. Questo è un carnevale storico che è da moltissimi anni. Sì, ufficialmente sono 88 anni, poi risalendo ai documenti degli archivi storici risale intorno al 1879 circa. Abbiamo le foto dei primi carri e insomma è molto più vecchio degli 88 anni che... Vogliamo parlare un po' di come si svolge, come si sviluppa questo carnevale? Beh, sono 4 sfilate che quest'anno iniziano il 5 febbraio per 3 domeniche e un martedì. C'è la sfilata storica che che fa tutto il centro storico, fanno 2 giri e poi il martedì sera c'è la premiazione col carro vincitore. Vi assicuro, vale veramente la pena. E adesso qui vogliamo svelare un segreto specialmente ai nostri telespettatori. Voi sapete, noi non registriamo per motivi ovvi, non andiamo mai in diretta. Siamo alla fine di dicembre, in questo momento precisamente siamo il 20 di dicembre e siamo qui per registrare già questa puntata che vuole essere un po' un assaggio di quello che è il carnevale, e a distanza di più di un mese ci sono questi carri che sicuramente quando andremo in onda saranno già ultimati. Qui abbiamo uno dei rappresentanti, un capocarro, abbiamo qui Antonio Saccaro. Come nasce l'idea? Tra l'altro non c'è un tema, ogni carro può ispirarsi liberamente, fate una scelta. Come nasce un carro mascherato? Beh, il carro praticamente nasce, ci troviamo assieme e si sceglie il soggetto.
Poi il soggetto viene presentato a Promalo, la quale ci dice sì, è valido in quanto non ce n'è un altro compagno, perché sarebbe un doppione, no? Poi una volta approvato che approviamo questo progetto, si parte a lavorare. Quanto dura la lavorazione di un carro? Quanti mesi? In genere 1 mese e mezzo, 2 mesi, 2 mesi e mezzo, dipende. Solo così poco? Pensavo molto di più, pensavo fosse addirittura 6-7 mesi. No, perché i carri mascherati non vengono fatti da persone che prendono uno stipendio, da persone che si dedicano così. Le famose passioni. Pensionato, ci sono un altro pensionato che altri 2 pensionati che mi aiutano, ma faccia conto il meccanico per esempio, adesso lavora di pomeriggio perché la mattina lavora dalle 6 alle 2. Quindi poi Un grande lavoro di volontariato e una grande passione. prima di essere pensionato venivo qua alla sera, il sabato e la domenica. Beh, è una bella cosa. Parliamo di un'altra, la cosa che mi ha colpito venendo qui. Io pensavo che di solito c'è sempre molta competizione fra i carri, mi ha stupito il fatto che tutti i carri vengano realizzati nello stesso luogo. Sì, vengono realizzati nello stesso luogo anche perché è molto più comodo, anche in modo tale che possano aiutarsi tra di loro, questa era l'iniziativa principale. Poi la rivalità c'è sempre. Quindi anche se c'è molta rivalità ci si aiuta? Ma fra di noi, della nostra compagnia sì, con gli altri non c'entra. Ci si aiuta tra di voi? In casi proprio di necessità, ci fa un piacere, gli impresti la molla, tutte quelle cose lì, ma non nella lavorazione del carro. Sì, assolutamente. Controsenso. Sì, perché naturalmente essendoci una competizione, anche il premio è un premio molto particolare. Sì, il premio è una pezza nata nel 1987, serve un pezzo di stoffa che è dipinto da un artista locale. E questo sarebbe il vincitore ufficiale, poi ci sarebbe anche una giuria popolare che dà invece il premio in denaro, per cui sono 2 tipi di giurie nel Carnevale di Malo. Allora, vogliamo ricordare ancora una volta le date, diamo delle coordinate ai nostri telespettatori. Le date per il Carnevale, c'è anche una piccola anteprima. C'è il 5, 12, 19 e 21, c'erano le sfilate. Di febbraio. Poi il 22 gennaio, insieme all'ufficio turistico, ci sarebbe la popolazione potrebbe venire a visitare i carri che sono in lavorazione. Ho capito. Per avere delle informazioni vogliamo dare anche delle coordinate, c'è un sito internet, c'è un numero di telefono di riferimento? Beh, c'è il sito internet della Poloco che è www.promalo.net, poi potete telefonare direttamente in sede della Poloco oppure l'ufficio turistico. E siamo ritornati in questa bottega sempre con Laura dell'Ufficio Cultura. Abbiamo detto in questa puntata Malo, la città di Meneghello, la città del Carnevale. Si respira la cultura a Malo? Sì, certo, cerchiamo di farla respirare la cultura. Perché un nostro telespettatore deve scegliere Malo per trascorrere una giornata fuori porta, per venire a scoprire da un punto di vista turistico le bellezze di questo paese? Perché certe volte nelle cose piccole ci stanno delle cose molto buone, molto belle da vedere, dei veri e propri gioiellini, insomma, come questa bottega, come il Museo Casabianca, e come degli itinerari che noi proponiamo sul territorio, sulla figura di Meneghello, ma anche su altri temi, e quindi perché no? Le famose bellezze vicine a casa nostra che molto spesso si sottovalutano, è quello che noi nel nostro piccolo in 8 anni stiamo cercando sempre di fare, di portare avanti e di proporre a tutti quanti voi amici telespettatori. Grazie a te, grazie a tutte le persone di Malo, in bocca al lupo per il Carnevale, sarà sicuramente un successo anche quest'anno. Voglio ricordarvi che per avere qualsiasi informazione è a disposizione la nostra nuova pagina di Facebook, quindi cliccate su Viaggiando e come mi hanno detto non bisogna dire cliccate l'amicizia, dovete diventare nostri fan e così riceverete tutte le informazioni. Sapete, io di cibernetica non ne capisco nulla e adesso devo gestire sta cosa, quindi permettetemi specialmente in questa fase iniziale qualche imprecisione e magari però gli aggiornamenti arrivano e voglio ringraziare tutte le persone che sono già diventate
diventate nostre fan. Voglio ricordarvi YouTube, il nostro canale Telechiara Produzioni, dove trovate tutte le puntate, e naturalmente anche la nostra mail, che è il modo diretto, oltre a Facebook, per dialogare con noi, che è viaggiando@telechiara.it. In chiusura di questa puntata un ringraziamento va al Consorzio Turistico Vicenza è sempre un piacere tornare in provincia di Vicenza per un motivo affettivo, visto che comunque sono vicentino, sono nato in queste zone, ma anche appunto per il grande rapporto di collaborazione ed amicizia e di grande efficienza che ha appunto sempre questo consorzio, e di questo lo ringrazio personalmente. Per oggi è proprio tutto, l'appuntamento con Viaggiando è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.